Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Grazie. Djed Spence, il terzino destro inglese di 25 anni, è di nuovo vicino a diventare un giocatore del Napoli. Il club si sta preparando a riprendere le trattative con il Tottenham Hotspur per cercare di finalizzare il suo acquisto in questo ultimo rush di mercato. Il giocatore è interessato al trasferimento e la decisione ora dipende dalle condizioni che il Tottenham accetterà. Il Napoli ha ripreso le trattative con il Tottenham per Spence dopo che l'affare si era bloccato alcune settimane fa. Il club italiano considera ancora l'inglese un obiettivo per rinforzare la fascia destra e intende rinegoziare i termini del trasferimento. La situazione finanziaria rimane l'ostacolo principale. Secondo alcune indiscrezioni, il Tottenham lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, mentre diverse fonti indicano che l'offerta del Napoli è inferiore, intorno ai 30 a 35 milioni di euro. Spence ha un contratto con il club londinese fino al 2029, un fattore che permette al Tottenham di mantenere una solida posizione negoziale. Il club inglese deve anche decidere se abbassare le proprie richieste per facilitare una partenza che sia vista di buon occhio dal giocatore. Le prestazioni di Spence con l'Inghilterra durante i mondiali del 2016 hanno aumentato il suo valore di mercato. Il terzino destro faceva parte della rosa di Thomas Tuchel e ha concluso il torneo con la nazionale inglese, che si è classificata terza. I mondiali hanno anche modificato le aspettative economiche che circondano il giocatore. Prima del torneo, il Napoli aveva già individuato Spence come un'opzione per la fascia destra, ma le sue prestazioni con l'Inghilterra hanno rafforzato l'interesse del club italiano. L'inglese conosce anche la Serie A grazie alla sua esperienza al Genoa, dove ha disputato 16 partite nella stagione 2023-2024. Questa esperienza è un altro fattore che favorisce il suo adattamento al calcio italiano ed è in linea con l'interesse del Napoli. La volontà di Spence di unirsi al Napoli è uno dei fattori che potrebbero giocare a suo favore. Il giocatore ha già espresso interesse a tornare in Italia ed è desideroso di unirsi alla squadra di Allegri, ma non è ancora stato raggiunto un accordo tra i club. Il Tottenham ora deve decidere se accettare un'offerta vicina a quella italiana. La presenza di Pedro Porro in rosa e la necessità del Napoli di rinforzare la fascia destra mantengono aperta la trattativa, che potrebbe concretizzarsi se i due club raggiungessero un'intesa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon acquisto per il Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!